silenzio breve, poi la vodka tua si accende un'altra volta. Bravo, bravo, bravo! E poi la bocca tua si accende un'altra volta. Per me. Allora, signori, buongiorno! Mi sono messa pulita, con le gambe sul divano come a casa. Ho interrotto un'opera meravigliosa, vale a dire Un amore così grande. Oggi la nostra puntata è dedicata, pare che abbia cantato io, è una voce così a mezzogiorno, sì, Un amore così grande è una voce così grande, del grande, meraviglioso Riccardo Antonelli. Buongiorno, Accanto grazie. al suo Claudio Villa, perché è di Claudio Villa che parleremo e non possiamo farlo senza Stefano Paggioro. Bentornato. Grazie. Stefano. Grazie, ormai nostro amico. Allora, Stefano Paggioro, non solo un ragazzo diplomato in clarinetto al conservatorio, ma l'uomo che è stato il braccio destro, sinistro e le grandi spalle larghe del meraviglioso Paolo Limiti, al quale noi sempre mandiamo e dedichiamo un applauso. Riccardo Antonelli, Accademia della Filarmonica Romana, ha studiato canto e teoria della musica sotto la direzione del maestro Pablo Colino. Ha perfezionato gli studi per altri 2 anni con il soprano Lucia Vinardi, docente del Conservatorio dell'Aquila, e ci credo che abbia questa voce meravigliosa. Ma in tutto questo, signori, Claudio Villa, lui, Claudio Villa, che è un muro portante della nostra storia della canzone italiana. Stefano, possiamo dire questo, il Reuccio, quest'uomo che aveva voce, talento e carattere, tutti e 3 da vendere. E grande passione per la musica, per il canto. Era una grande passione quella di Assolutamente sì. È stato il suo riscatto, sì. La musica, no? La sua vita. Ha fatto andare avanti una famiglia. Lui veniva da una condizione sociale che era onorevolissima, ma tanto povera. E questo lui non se lo dimenticherà mai per tutta la vita. Vero, verissimo. Lui era il papà. Intanto Claudio Villa nasce il 1° gennaio, quindi se fosse nato il 2 sarebbe stata la stessa cosa, però nasce il 1° gennaio del 1926. Il papà, Pietro, che era stato colpito dalla poliomelite, faceva l'acquacetosaro. Chi non è di Roma non la può capire questa cosa, ora la spieghiamo. Che cos'era l'acquacetosaro? Arrivo subito da Riccardo. Era la raccolta dell'acqua in alcune fontane di Roma dove si diceva che l'acqua fosse particolarmente buona. Era l'acqua acetosa, insomma, esatto, cosiddetta. E veniva venduta a famiglie abbienti, a ristoranti che appunto l'acquistavano da offrire ai propri avventori. Ai propri avventori. E la mamma, che si chiamava Ulpia, faceva la sarta, e Villa non era il suo cognome. Il cognome era Pica. Pica. E lui, ragazzino, aiutava appunto i genitori, il papà, e di notte in bicicletta, per farsi coraggio perché le strade non erano illuminate, cantava carico di fiaschi di acqua. Da portare al posto di suo padre. Esatto. Allora, la mamma sarta, lavorando nella meravigliosa sartoria del Teatro dell'Opera, praticamente introduce questo figlio al mondo del canto, perché si rendono conto i genitori che lui avesse una voce speciale. Certo. Insomma, è andata così, è stato un inizio. Sì, Sì. Allora, Riccardo, c'è un episodio su Riccardo che è gustosissimo. Riccardo si è fatto sentire dal primo istante. Come andò quella storia? Intanto, come dire, evviva, nasce questo bimbo bello e tanto desiderato dai tuoi genitori, e tu che hai fatto alla nascita? Beh, così raccontano, ma questa è una leggenda, insomma, non credo che sia una cosa vera. Vabbè. Ma io la credo vera, comunque. Vabbè, dice,
Mi hanno detto che qualche acuto è uscito subito, quindi lì c'è stato proprio il segno del destino, no? Dicono che abbia fatto 14 secondi di acuto, tanto per, lo certificano anche le infermiere. 14 secondi un neonato. Poi? Ma niente, poi naturalmente la strada si è fatta più in salita, naturalmente, ma lo studio però avevi la voce arrivato... fin da piccolo. Sì, ci siamo resi conto fin da subito che c'era una perfetta intonazione e una voce, insomma, gradevole. E quindi ho cominciato a studiare fin da subito, all'età di 11 anni, appunto all'Accademia della Filarmonica Romana. E a 13 anni ho conosciuto poi Claudio Villa. Allora, a 13 anni conosce Claudio Villa, come Claudio Villa conoscerà Carlo Buti, suo grande mito. Guardate, sono due storie che si intrecciano. Carlo Buti, grandissimo, sente cantare Villa ragazzino e che cosa gli dice? E Carlo Buti è stato il maestro dei cantanti all'italiana, il primo che ha iniziato a cantare in questo modo e chiaramente sentendo la sua voce gli dice farai una bellissima carriera. Una buona strada. Villa conoscerà anche Luciano Tajoli. Sì, nel 1943, quando Tajoli era al viaggio di nozze qui a Roma e al Teatro Brancaccio, Tajoli si esibiva e durante la pausa fra il primo e il secondo tempo si esibiva questo ragazzino di 17 anni con la fisarmonica. Alla fine della sua esibizione Luciano gli dice bravo Claudio, sei molto bravo, e Claudio gli dice sì, lo so che sono bravo. E questo è tutto Claudio Villa. È tutto Claudio Villa, lo so che sono bravo. Attenzione, Riccardo incontra questo suo mito esattamente come Villa incontra i suoi miti e si crea la stessa situazione. Sì, l'ho cercato in tutti i modi, grazie alla sua radio privata qui a Roma, riuscì appunto ad incontrarlo. Fermi, cosa credi di raccontarmi? Io sono partita dal tu, maestro, scusami, proprio diretta. Non me lo racconta ora che c'è una piccola pausa pubblicitaria, ce lo racconta tra un attimo perché è un incontro molto, molto, molto speciale con un uomo speciale, Claudio Villa, tra poco, l'ora solare. Oggi il modernismo del novecentismo rinnovano tutto va e le usanze antiche e semplici so ricordi che spariscono senza complimenti nei caffè le senti de politica parla vanno ogni comizio chiede nel divorzio mentre a casa se sta a digiunare. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenate de gioventù. Il progresso t'ha fatto grande ma sta città non è quella dove si viveva tant'anni fa. Più non vanno rinnamorati per lungo devere a rubasse li baci a mille là sotto l'alberi e li sogni sognati all'ombra d'un cielo blu. So ricordi d'un tempo bello che non c'è più. Vecchia Roma sotto la luna non canti più. La voce di Riccardo Antonelli, grande voce a quest'ora del mattino, signori. Grazie. Per questa puntata, grazie a te maestro, dedicata al grande, meraviglioso, grandissimo Claudio Villa. Stefano Paggioro con noi perché Stefano ci aiuta a capire di tutto e di più. Ho commesso un errore prima, parlavo del Teatro dell'Opera mentre la mamma di Claudio Villa lavorava al Teatro di Roma. E sarà appunto la mamma che lo porterà piano piano a farsi conoscere, a far conoscere questa voce. Vecchia Roma è un brano del 48, sì. Dico bene? Ed è vero che quel disco lo si cerca... È un disco che è ancora molto cercato perché poi è una canzone che lui ha inciso diverse volte successivamente, però
quello d'epoca, disco Parlophone ha un suo valore. suo Lui valore. il primo disco lo incide nel 46, Sì. a 20 anni, questo ragazzo, Esatto, no? sì. E si fa notare subito con una voce che poi sarà il suo marchio. Dicevi, Stefano, potranno anche criticarlo a un certo punto, dire ma non si canta più così, però Claudio Villa canterà come Claudio Villa tutta la vita. Certo. Quella sarà anche Sì, la sì, sua sì, forza. assolutamente, perché lui diceva siamo in Italia, questo è il canto all'italiana e io canto così. E poi adesso scopriamo altri lati del carattere di quest'uomo, cioè Claudio Villa, pane pane, vino al vino. Certo. Poteva avere tutte le telecamere in diretta schierate di fronte a lui diceva esattamente quello che pensava. Ma questo bambino, io chiedo a Riccardo di fare addirittura un passo indietro. Riccardo ha circa 6-7 anni, prima di arrivare ai 13 quando incontrerà Claudio Villa. Guarda, però c'hai già la faccia da Claudio Villa. Guarda, questo è un momento, sono in radio, lui sulla sua chitarra appoggiato. Sì. Tu a 6 anni senti questa voce dai dischi di papà e mamma? Sì, io in realtà, ecco, giocavo, era una finale di Canzonissima, giocavo con le macchinine, a casa naturalmente si vedeva Canzonissima, ovvio. non c'è dubbio. E io giocavo con le macchinine e a un certo punto sento una voce diversa dalle solite. È vero. E quindi guardo e comincio a chiedere. Chi è? Papà, chi è? Papà, Claudio Villa, guarda, è uno forte, mi fa uno dai. Uno forte. E il giorno dopo, papà, mi parli di Claudio Villa? Però, Riccardo, perché è così poi che succede. E quando tu arrivi a 13 anni, guardate, la mamma di Claudio Villa porterà Claudio verso il mondo del canto. La mamma di Riccardo si attaccherà al telefono, Certo. per riuscire a dire, chiamando questa radio, c'è mio figlio che vuole conoscere Claudio Villa. Quando tu l'hai incontrato e ti sei presentato con la tua chitarra, Sì. quel momento ce l'hai nel cuore, no? Assolutamente com'è sì. Io stato? ricordo tutto di quel giorno, di quella mattina, appuntamento alle 9, appunto, a Radio Lazio. E io arrivai con mio padre alle 9:20 e Claudio puntualissimo alle 9 arrivò. C'era tantissima gente, perché c'erano autori di canzoni che lo andavano a trovare, impresari, eccetera, insomma, giornalisti. Lui entrò, buongiorno a tutti, fa così, mi punta proprio, Riccardo, cioè ricordava il mio nome dopo una settimana. Cioè, questa è stata una cosa. E insomma, lì io diventai veramente piccolo così. Proprio, già ero piccolo, ma proprio piccolo così. Più piccolino ancora. E da lì è nata questa amicizia tra un cinquantenne artista famoso in tutto il mondo e un bambino. Però questa amicizia si è basata, arrivo subito Stefano, perché questo dice anche tanto del carattere di Villa, sul riconoscerti una qualità vocale vera. Tu aprivi i suoi concerti. Cioè A un certo punto sì, qui intorno a Roma, su Roma, sì, assolutamente sì, perché io naturalmente studiavo, quindi non potevo seguirlo fuori. Sì, Però io ho con avuto Villetaioli questa... tu sei andato in tournée, cioè tu hai girato. Sì, sono andato a seguirli, come no, certo. Insomma, Sì, tu aprivi i concerti di Claudio Villa. sì. È stata una grande fortuna per me. Una grande fortuna perché ho scoperto subito il palco vero, il pubblico, ma poi come posso dire, la fortuna di avere Claudio Villa accanto, vedere Claudio Villa che fa le prove, vedere Certo. Claudio Villa nel camerino prima dello spettacolo. Vedere oltre quello che noi vedevamo come pubblico, assolutamente sì, no? questo mi ha veramente mi ha aperto un mondo. Allora, Riccardo, ti fermo solo per un attimo, perché in questo mondo noi vogliamo entrare, però vogliamo al tempo stesso raccontare o riraccontarci quello che abbiamo visto. Sanremo, Stefano, Sanremo è casa di Claudio Villa, Sì. cioè lui Certo. quel palco lo calcherà con successo, vittorie, presenza e ripresenza più di una volta. Certo, sì, sì, assolutamente. Detiene il record delle vittorie assieme a Modugno, con un pezzo in più, nel senso che lui vinse 4 volte, ma nel 1957 quell'anno fecero anche una quarta serata dedicata agli autori indipendenti, la chiamarono. Erano autori che non erano legati alle case editrici, 10 canzoni inedite, vinse anche in quell'occasione con una canzone che si chiamava Onda Marina, quindi ha un'altra vittoria. Ha un'altra vittoria. Qual era la carta
di Claudio Villa che al netto di qualsiasi critica o controcritica lo faceva arrivare dritto al cuore degli spettatori, del suo pubblico? Io credo perché lui credeva in quello che diceva, e quindi lui amava il suo lavoro, aveva una voce bellissima, era un grande artista, e anche con le critiche che gli facevano, perché quando sei famoso, sei amato, arrivano le critiche, però il pubblico lo amava e il successo arrivava. Ed è per questo che torno a Riccardo, quel Claudio Villa dietro le quinte. Tu hai detto una cosa giustissima, Riccardo, cioè la vera ricchezza è poter vedere la persona che adori dall'altro punto di vista. Claudio mi ha permesso tanto. Quando era possibile, appunto, durante le prove mi voleva accanto, mi diceva segui bene, poi fammi sapere. Ricordo appunto questo spettacolo a Viareggio, a Bussola, sì, dove Claudio appunto provava e io ero lì a seguirlo, e poi mi chiamava ogni fine canzone: come va? Ecco. Caspita. Ma non per un discorso, non per un discorso suo, per un discorso di orchestra, di orchestrazione, certo. E quindi si fidava, totalmente. Era severo con se stesso? Sì. Cioè pretendeva sì, da se stesso sì, innanzitutto sì, il... Sì. Doveva essere sempre pronto. Il pubblico, il mio pubblico vuole sempre il massimo da me e io devo dare il massimo. Signori, 1967, non pensare a me, e qui ritorniamo, ora stiamo facendo un ping pong, stiamo tornando su Sanremo, abbiamo Riccardo Antonelli. Ah, la devo fare io? No, Riccardo, io no, guarda, io no, e ti ho detto alla romana. Vado. Riccardo Antonelli, non pensare a me, Claudio Villa, 1967. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si fermerà. Non pensare a me, il sole non si spegnerà. Con te non ci stupisce, però piace, però è bellissima. Claudio Villa, sempre se stesso, sempre col suo modo di fare, battagliero, pugnace. Claudio Villa all'estero, Claudio Villa ha girato il mondo riempiendo teatri, strade, insomma il suo pubblico lo ha adorato ovunque. Ovunque e sempre. sempre. Dall'inizio fino E non erano solo italiani, Cioè lui è stato amato da tutto il pubblico possibile. Sì, sì. Quante volte avrà ripensato a quelle pedalate in una Roma buia di notte con i fiaschi d'acqua vicino alla bicicletta? Perché lui è riuscito veramente a fare un salto importante, no? Sì, assolutamente sì. Io penso tante volte, purtroppo io non l'ho conosciuto umanamente, però sotto l'aspetto artistico l'ho sempre stimato perché era un uomo appunto tenace, coerente e con questo amore per la musica, per la canzone. Poi la sua storia è un po' parallela alla mia, io non faccio il cantante, però quello che ha vissuto lui con
Claudio Villa io l'ho vissuto con Tajoli, Certo. anch'io sentendolo ai concerti mi chiedeva i consigli e quindi vedo molta... Tu ce l'hai raccontato Esatto, questo, no? vedo molto parallelo tra loro due, che tra l'altro si stimavano molto e avevano molta stima, perché comunque erano due che avevano combattuto molto e amavano ed erano un po' i portabandiera di questa canzone all'italiana, che poi a un certo punto hanno cominciato a non volerla più e loro erano i due rappresentanti più Però Villa amati. Tajoli, i rappresentanti più amati, anche quando ci sarà un... Tutto evolve, a volte evolve o involve, non lo sappiamo, ma insomma, e non mi riferisco alla canzone, chiaramente in generale, no? Le cose vanno avanti, però rimane un pubblico che ti ama, rimane un pubblico che ti vuole bene, che ancora oggi ti ascolta, ti segue, e quel Claudio Villa a carattere difficile, facile, ce lo racconterà Riccardo, non doveva essere, però generalmente chi non ha un carattere facile ha un carattere, non ci sono dubbi, quello era carattere. La soave, adorabile, adorata Orietta Berti, qualche anno fa nel salotto dell'Ora Solare, era un po' diverso, eravamo in un altro studio, ci raccontava dell'amabilità, di come fosse amabile Claudio Villa in quel lungo viaggio in America fatto insieme, guardiamo. Quando sono andata in America la prima volta, voglio dire che Claudio Villa era una persona molto gentile, un vero gentiluomo, così simpatico, ma non era come si vedeva, un po' sbruffone così, non era, diciamo, che si arrabbiava con niente, no, era tutto il contrario. E io mi sono fatta questa, diciamo, questa vacanza e questo viaggio di nozze, c'era mio marito e c'era Claudio Villa con la sua attuale compagna di allora, che era una persona tedesca, molto intelligente, una persona molto delicata, molto gentile. E veramente lo ricordo il mio viaggio di nozze con tanto affetto per queste persone che avevo anche accanto. Poi va detto una cosa, diciamo, Orietta Berti è una persona che da dove la prendi la ami, no? Cioè, esprime amore, però è una grande professionista che ha espresso una gratitudine verso Villa, che forse verso le persone trasparenti e dirette con lui restituiva altrettanta grazia anche, no? Certo, senza dubbio. Cioè, li voleva veri, Sì, come è stato per Riccardo. Ma io no? posso dire che è vero quello che ha detto Orietta, cioè Claudio era così, diciamo così, nel privato, era una persona amabilissima. Io ricordo, ero fidanzato con la mia attuale moglie e dico, domenica usciamo, dico, senti, domenica andiamo a trovare Claudio per favore? Dicevo io, no, ma me lo sai Claudio, no, sai, no. Dico, dai, fammi questa cortesia, andiamo domenica a trovare Claudio. Va bene. Conosce Claudio Villa, anche la mia fidanzata. Usciamo da casa sua, rimontiamo in macchina per tornare a casa. Quando torniamo da Claudio? Cioè, questo era la bellezza del personaggio. Lui sì, si ricorda spesso per le sue battaglie, per le sue cose, ma sempre comunque in risposta a qualcosa che... mancanza di rispetto nei suoi confronti. Qualcosa che era andato storto, certo. Ecco, soprattutto come mancanza di rispetto. Era sì. paterno con te, Claudio? Direi proprio di sì. Bello Direi questo. proprio di sì, perché tutti i consigli che mi ha dato per gestire lo spettacolo, ci formiamo la scaletta, mettiamo all'inizio questa canzone piuttosto che questa e mi spiegava i motivi. Poi al centro mettiamo questa piuttosto che questa e mi spiegava i motivi. Perché comunque, quindi tutto questo mi ha, diciamo, un bagaglio culturale, tecnico incredibilmente forte. Guardate com'è importante avere Stefano Paggioro e avere ovviamente con noi Riccardo Antonelli, perché sono due modi di raccontare la stessa persona e di conoscerla ancora di più, incontrarla veramente, conoscerla ancora meglio. Allora, Dino Taormina, un grande, uno tra i milioni e milioni e milioni e milioni che poi fanno un numero ancora più alto di tifosi, di fan di Claudio Villa, è diventato poi suo amico, guardiamo. Claudio è venuto in America, a New York, e mio cugino, io non sapevo parlare in inglese per niente, mi ha portato a New York per vedere
Claudio Villa. La prima volta che ho visto Claudio e lui ha incominciato con la canzone Messico, Messico e io sono rimasto gelato quando ha fatto quei gorgheggi e mi sono innamorato dunque di questo personaggio. Veniva a casa mia Claudio, giocava con i miei bambini, uscivamo con la macchina, compravamo i dischi suoi. Comunque per me Claudio è stato la persona che io ho amato riguardo nella musica di più. Allora arrivava dall'America questo messaggio. Chi è Dino Antonelli? Dino è un italiano che si è trasferito appunto negli Stati Uniti e che ha fatto fortuna, nel senso che il suo salone di Harry Styles, si dice in qui adesso, sì. È frequentato da tutti i cantanti del Teatro dell'Opera di Filadelfia. E quindi lui ha avuto Pavarotti, ha avuto Katia Ricciarelli, ha avuto tutti i più grandi. Sono passati diciamo così dalle sue mani, sue forbici, e non solo. E quindi è una persona molto, molto in vista, e io sono riuscito a conoscerlo 2 anni fa. Sono andato appunto a Filadelfia per fare un concerto e lì ci siamo conosciuti. È una persona stupenda. Ti ringraziamo per questa possibilità, quindi Dino Taormina, mister Dino Taormina, grazie infinite della sua disponibilità. Abbiamo parlato di Claudio Villa, giusta questa fotografia che abbiamo, un mappamondo davanti a lui, perché davvero Stefano, lui girerà tutto il mondo. Ci sarà una tournée in Giappone, ora chiediamo subito a Riccardo anche un particolare, una tournée in Giappone che lo incoronerà. Noi lo chiamavamo il reuccio, ma questo era un re. Lui era veramente un re, dove arrivava trovava un pubblico disposto a fare file di ore pur di ascoltarlo. Deve trovare il biglietto per poter entrare in teatro. Per poter entrare ad ascoltarlo. E portando quella musica e quella voce. Certo. Che sembrava una voce d'opera prestata alla canzone. Prestata alla canzone. Era così sì, lui. Sì. Anche il modo in cui si vestiva, no? Paolo Limiti avrebbe detto a questo punto ore e ore, avrebbe fatto discorsi di ore sul look di Claudio Villa, perché andava dal giovanile all'eleganza. Poi i papillon grossi così. Sì. La camicia meravigliosa. È vero. Goffrata, come si dice? Non lo so. Va bene, le signore che ci seguono lo sanno. Allora, Riccardo, quando torna dal Giappone, torna o tornate dal Giappone? Tu l'hai mai accompagnato? Torna. Lui ti fa quel discorso relativo alle musicassette. Sì, praticamente mi telefona, mi dice senti questa cosa. E io al telefono, parliamo del 1986, dicembre, e io al telefono sento che parte l'introduzione di Binario, una canzone, l'incisione del 59. Parte questa cosa. Dico, non lo so, l'avrà reincisa, non lo so, pensavo chissà cosa, un live. E invece sento che parte la sua voce del 50, cioè proprio quell'incisione. Me la fa sentire tutta. Io al telefono me la fa sentire tutta. Hai sentito? Dico sì, ho sentito, ma cos'è? Binario? Dico, è un CD! Come è un CD? In Giappone ci sono i miei CD, qui in Italia non ci sono. I CD, scusami, io ho detto musicassetta. Capito? Perdonami. Quindi era contentissimo di questa cosa. Quindi aveva comprato questo suo CD, un lettore CD in Giappone, si era portato a casa appunto per a Roma avrebbero detto che sono giapponesi, però quelli stavano più avanti. nel senso che adesso ovviamente noi li rincorriamo, ma ecco, però lui era anche l'entusiasmo veramente di un bambino. Caro Claudio. Fantastica. Sì, Binario vince il Festival di Barcellona e corre veramente l'anno 1959. Corre il Binario, non gliela facciamo cantare tutta a Riccardo, però un pezzettino di Binario, sì. Binario, Riccardo Antonelli, dai. Vecchio casellante che fermo te ne stai, dimmi come mai
Non vedi che il mio amore fugge via lontano e lo inseguo invano. Ferma tu quel treno che muoio di dolore, fallo per favore, fa che io possa rivederla ancora. Binario triste e solitario, tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza mia. Odo ancora lo stridere del freno, ora vedo allontanarsi il treno con lei che se ne va. Binario, rette parallele della vita, per me è finita. Binario, binario, binario. Riccardo, grazie, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Che tra l'altro questa è una canzone che all'estero spopola ancora e io sarò costretto, tra virgolette, a ripeterla in agosto a Toronto, dove ci sarà appunto una grande manifestazione in ricordo anche di Claudio Villa. Grazie di avercelo detto, grazie mille Riccardo. Allora, sì, i temi erano questi, no? Quest'amore straziato, finito, che durerà per sempre, che è andato a finir male. Erano tutti temi che all'epoca e continuano a colpire direttamente il nostro cuore. C'è una cosa che non abbiamo fatto raccontare a Riccardo, saremo velocissimi, come andare in moto. Voi andavate in moto insieme, la moto, grande passione di Claudio Villa. Una volta siete a Fiuggi, dovete fare uno spettacolo, ma prima sono arrivati prima del tempo, perché Villa era molto preciso. Infatti. E dice: il tecnico non c'era ancora in teatro per poter fare le prove, dice: che cosa facciamo qui in attesa della tecnica? Eravamo lì al parco delle Terme di Fiuggi. Sai giocare a bocce? Mi fa. Dico, non ci ho mai giocato sinceramente, se non in spiaggia. E dico, quindi andiamo a giocare a bocce. E fin qui tutto normale, E ma quindi ci siamo messi così a giocare a bocce, lui lanciava, vinceva lui naturalmente. Sapeva giocare a bocce veramente, cioè, una cosa incredibile. Nel giro di 5 minuti praticamente si è formata una marea di gente intorno a noi, perché si era sparsa la voce che Claudio Villa era lì. Insomma, mi guarda, saluta tutti, dice: Riccardo, dobbiamo andare però adesso. Saluta tutti, grazie a tutti, ciao. siete scappati, praticamente siete scappati. Sì. Non si poteva fare diversamente. Stefano rimane con noi, vero? Perché tra poco noi continuiamo a parlare di Claudio Villa. Abbiamo lasciato in sospeso il finale. Non è stata un'uscita di scena quella di Claudio Villa, non è andato via, se ancora oggi noi ne parliamo. Però l'ultimo applauso, l'ultimo prima di ricevere tutti gli altri che continuiamo a tributargli, pensate un po', lo ricevette a Sanremo. C'era Sanremo in scena quando Claudio Villa lasciò questa scena. Ma ne parliamo tra poco e parleremo anche di una donna stupenda che ci sta